Buongiorno a tutti, ci troviamo ad Aviano presso il CRO in presenza del sindaco di Codroipo Fabio Marchetti e del presidente dell'Overbag Line Rugby Codroipo. Ora siamo qui per un'iniziativa che è stata attuata dalla società di rugby di Codroipo, dove in occasione del Movember abbiamo raccolto dei fondi che sono stati destinati alla via di Natale qui di Aviano. Quindi io darei prima la parola alle signore, se Fabio mi consente, e sentiamo che cosa ha da dire per quanto riguarda quello che è stato fatto con questa iniziativa. È stato emozionante venire qua stamattina, anche perché la forza che riesce a dare la presidente dell'associazione Via di Natale è stato veramente toccante e ti rendi conto quanto bene fa fare del bene. E sarà l'obiettivo di ogni anno dell'associazione Overbag Line Rugby Codroipo di organizzare delle serate benefiche a favore delle vie di Natale. Buon Natale a tutti. Un Natale all'insegna della solidarietà, non poteva essere momento migliore quello che si è svolto questa mattina, quando la Presidente e Riccardo dell'Overbag Line Rugby Codroipo hanno consegnato un assegno che è un simbolo, perché un assegno non è mai abbastanza per chi si occupa appunto delle persone nelle fasi terminali della loro vita e nell'accompagnamento della stessa, ma questo significa che lo sport, inteso con la S maiuscola come fa il rugby Codroipo, è anche questo. Oggi abbiamo voluto fare gli auguri di Natale in questo modo molto particolare, consegnando appunto questo regalo di Natale a chi ne ha bisogno, forse più di noi, forse più dei bambini che comunque ne avrebbero bisogno anche loro che fanno sport, però ne siamo orgogliosi perché abbiamo toccato con mano quello che è una delle realtà più importanti della nostra regione, ma non solo in questo particolare settore, una realtà completamente autogestita che non gode di alcun finanziamento pubblico, altrimenti non potrebbe garantire una presenza libera ai propri ospiti. Io ho conosciuto questa realtà, dico purtroppo e meno male, nel 1998, a pochi anni dalla sua costituzione, perché ricordiamo a tutti che è stata costituita nel 95. Oggi abbiamo potuto toccare con mano e vedere quanto è stato realizzato in questi pochi anni solo col contributo dei privati. Grazie quindi a Overbag Line Rugby Codroipo perché ha contribuito a questa importante iniziativa, ma non solo. Oggi si è chiuso un altro importante accordo, perché mi pare di capire che le magliette della vostra squadra, delle vostre squadre, dei vostri ragazzi e ragazze avranno il logo della Via di Natale, così come il campo dove militeranno questi fortissimi atleti avrà, tra le tante sponsorizzazioni, una gratuita che quindi ricorderà l'istituzione che sta alle nostre spalle quest'oggi, e quindi ricorderà a tutti che basta un centesimo o un euro, invece di spenderlo in stupidaggini, per spenderlo bene e darlo in dono a questa istituzione.